Amici, oggi voglio portarvi con me alla scoperta della chiesetta dei santi Pietro e Paolo Apostoli, situata nella campagna di Caneva, frazione di Tolmezzo. Per arrivarci usciremo dal capoluogo carnico e percorreremo il ponte che ci porterà a Caneva, transitando sul torrente But. Raggiungere la chiesetta è molto semplice e lo si può fare in 3 modi: in macchina, in bici o a piedi. Noi ci arriveremo in bicicletta, percorrendo la pista ciclabile immersa nella campagna di Caneva. Volendo, parte del tragitto lo si può fare seguendo il sentiero che costeggia il torrente But lungo l'argine. Ovviamente, gran parte della strada che vedrete non è percorribile in macchina. Sicuramente la soddisfazione di arrivare alla meta sarà maggiore se utilizzeremo la forza delle nostre gambe. Al termine del ponte si gira subito a sinistra per entrare nella pista ciclabile. Come detto, il percorso è molto bello anche seguendo l'argine del fiume, al termine del quale, comunque, per raggiungere la chiesetta, si deve rientrare nella ciclovia. Dall'argine è possibile ammirare il monte Strabut con l'inconfondibile Torre Picotta, il monte Mariana, il ponte di Caneva che abbiamo appena percorso e l'abitato di Tolmezzo. Rientrati sulla pista ciclabile, giungiamo ad una piccola ancona con l'immagine di Gesù. Si tratta di una colonna sul culmine della quale campeggia il busto di Gesù. È molto bello da vedere e ogni volta che ci si passa si possono notare fiori freschi e lumini accesi. Da qui si gira a sinistra e si prosegue per la campagna, sempre immersi nella natura e circondati da ogni tipo di alberi, soprattutto da meli. Percorsi un paio di chilometri più o meno, eccoci giunti alla chiesetta. Ad un occhio non molto attento, questo luogo potrebbe passare inosservato. Non si trova infatti sulla strada e bisogna effettuare una piccola deviazione a destra di un centinaio di metri. La chiesetta si trova in una zona bellissima e l'ampio paesaggio che si può osservare da essa è molto suggestivo. L'unica nota un po' stonata è la presenza della strada provinciale che scorre subito dietro all'edificio sacro, ma la bellezza della costruzione e della natura circostante la fanno passare subito in secondo piano. La chiesetta è stata eretta alla fine del Settecento e la sua costruzione è continuata pure agli inizi dell'Ottocento. Quella volta era una stazione erogazionale e di una funzione veniva officiata nel giorno dei santi Pietro e Paolo. L'edificio si compone di 2 ambienti, chiesa e sagrestia. La chiesetta ha subito l'effetto dei vari terremoti susseguitisi nel tempo in Friuli Venezia Giulia, soprattutto quello del 1976, a causa del quale è stata ricostruita. Purtroppo l'intonaco esterno è andato perduto, ma conserva ancora le immagini dei 2 santi apostoli che campeggiano l'ingresso.
l'interno è molto semplice. Soffitto e pareti sono piane con angoli concavi. L'altare si trova al centro, rialzato su un gradino, ed è sovrastato da un'immagine sacra di San Pietro, raffigurato con le chiavi, sopra la quale si trova una lapide, con scritto: «E su questa pietra edificherò la mia chiesa». Nelle pareti perimetrali si trovano alcuni quadri raffiguranti la Madonna col bambino ed altri personaggi, che purtroppo non riesco ad identificare con precisione. Probabilmente si tratta dei due apostoli a cui è dedicata la chiesetta. Al centro dell'ambiente si trova un semplice tavolo con delle sedie. Beh, che dire, è proprio una bella chiesetta, facile da raggiungere per passare un po' di tempo in mezzo al verde ed ammirare il paesaggio. Bene, ti ringrazio per avermi seguito sin qui. Se il giro che abbiamo fatto ti è piaciuto, ti invito ad iscriverti al canale e a lasciare un mi piace. E se per caso hai raggiunto anche tu questa chiesetta, fammelo sapere nei commenti. E se ti va, seguimi pure sui miei profili social. Mi trovi su Instagram, Twitter e Facebook. Chiesetta degli Apostoli Pietro e Paolo, Lucoral è stato qui. Un saluto in mezzo alla natura e con la chiesetta degli Apostoli Pietro e Paolo da Lucoral.